Monsignor Antonello Mura, vescovo di Lanusei, da oggi è il vescovo eletto di Nuoro. Lo ha nominato Papa Francesco. L'annuncio della nomina del nuovo titolare della diocesi di Nuoro è stato dato a mezzogiorno in cattedrale da Monsignor Mosè Marcia, vescovo del capoluogo barbaricino in carica, che ha dato le dimissioni per raggiunti limiti d'età l'11 ottobre scorso, inviando una lettera al Santo Padre in cui sottolineava di aver raggiunto i 75 anni, il limite previsto dal diritto canonico. Papa Francesco gli ha risposto di rimanere in carica ancora per qualche mese in attesa che venisse nominato il suo successore. La bolla papale di nomina di Monsignor Mura, vescovo di Nuoro, è arrivata il 29 giugno a Monsignor Marcia, che come previsto dalla missiva papale ha dato l'annuncio stamattina. Allo storico momento hanno partecipato i componenti del presbiterio della cattedrale, i sacerdoti della diocesi, le autorità civili e militari, con in testa il prefetto Anna Ida Abruzzese, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il questore Massimo Alberto Colucci. Nel suo intervento Monsignor Marcia ha letto la comunicazione papale e una lettera che il nuovo vescovo di Nuoro, Monsignor Mura, ha indirizzato alla sua nuova diocesi. Monsignor Mura, originario di Bortigali, dove è nato nel 1952, dal 31 gennaio 2014 è vescovo di Lanusei. Si insedierà a Nuoro il 15 settembre, mantenendo entrambe le cariche. Da oggi invece Monsignor Marcia sarà amministratore della diocesi di Nuoro fino all'insediamento del nuovo vescovo, ma come detto nel suo saluto alla comunità rimarrà sempre legato alla diocesi di Nuoro, di cui è stato eletto vescovo il 21 aprile 2011 da Papa Benedetto XVI, subentrando a Monsignor Pietro Meloni. Monsignor Marcia ha fatto il suo ingresso solenne in cattedrale il 19 giugno dello stesso anno.